Tattica, strategia, freddo calcolo e intuizione. Il gioco degli scacchi è una guerra idealizzata. Ad essere entrati loro malgrado in questa logica gli assessori di Porto Empedocle. Tutto ciò che conta sono le buone mosse, ma cosa si è disposti a sacrificare? Tutte pedine di una storia che ha visto sgretolarsi i sogni di una parte degli idealisti a 5 stelle. È stata deposta, o meglio accantonata e messa da parte l'assessore Stefania Laporta. Il motivo lo spiegherà il sindaco, forse più in avanti. Ad oggi da Carmina non ha avuto occasione, come sua abitudine, di scrivere un post su Facebook o diramare un video. Oppure lo farà in consiglio comunale. Ma in mancanza di una sua spiegazione tutto risuona all'interno della scacchiera. Superata la sfiducia è iniziato il valzer degli assessori, così a Giuseppe Sicilia è subentrato Salvatore Di Betta e da Stefania Laporta segue Giovanni Petix di Casteltermini. La dama bianca resta in piedi ma perde una pedina alla volta. L'opposizione impazza mentre al momento l'ormai ex assessore Stefania Laporta sceglie che i riflettori su di sé vengano spenti in silenzio. Ma è inevitabile che buona parte degli empedoclini vedano in questa azione tattica, strategia, freddo calcolo e intuizione. Il conto da pagare magari alla mancata sfiducia. I più maliziosi prevedono altre mosse, un nuovo assessore. L'amarezza sta in chi aveva puntato sulla dama bianca, anche lei è una pedina.